Rientriamo in live. Ci scusiamo con chi stava seguendo la gara. È arrivato il gol del 3-2 del Monreale sui sviluppi di un calcio di punizione. Qui occhio intanto a Imperato che si libera, va al tiro, blocca Cannella. 3-2 per la squadra bianco-blu, con un'azione abbastanza convulsa sui sviluppi di una palla inattiva. Qui Seidita trattenuto, calcio di rigore col fallo di Seidita. Partita che è letteralmente esplosa dopo l'episodio del rosso a Innocenzo Oliveri. Ingenuo, per dire ingenuo, per non dire altro, per non dire di peggio, nell'occasione dell'espulsione. Sul pallone si porta Seidita, intanto c'è il cambio nel Cinisi, fuori Failla, dentro Titone. Si porta sul pallone dunque Seidita per cercare il gol del 2-4. Seidita contro Palazzolo. L'arbitro vuole tutti fuori dall'area. Poi arriva il fischio. Parte Seidita con il destro. 4-2 Monreale. La firma di Seidita che spiazza Palazzolo. Calcio al centro della porta. E quando mancano poco più di 20 minuti, alla fine più recupero, mette la freccia la squadra bianco-blu con il gol dal dischetto di Salvatore Seidita. Bravo, giusto! Tanto cambia ancora il Cinisi. Con l'ingresso adesso di Maniaci. L'uscita da parte del capitano Cappello. Al 25esimo minuto del secondo tempo, 20, poco meno, più recupero alla fine. Ovviamente ci sarà da recuperare un po' di tempo, soprattutto in virtù dell'episodio dell'espulsione, in cui il direttore di gara, prima di avvedersi del doppio giallo a Oliveri, ci ha messo un po'. Parte dall'elettoria del Monreale che ha già recuperato palla, parlato. Cambio gioco preciso per Giaimo. Giaimo riesce a resistere ad una carica avanza, ha evitato anche Cucinella. Poi lo scambio con Seidita, Giaimo ingresso in area. Colpisce il paletto esterno. E la palla che si è spenta fuori, occasione addirittura per il quinto gol. Cucinella, lancio lungo, colpo di testa di Uzzo, poi Davi in qualche modo arriva, nuovamente Uzzo, contrasto con Cucinella, poi la palla arriva sull'out di destra, il contrasto tra Uzzo e Diego Oliveri, con il pallone in fallo laterale, palla per il Cinisi che ha anche un cambio da fare. L'ingresso di... c'è un cambio tra Vitale, esce il numero 8 Francesco, entra anzi è uscito Arcadipane con la maglia numero 3. Dall'altra parte fuori Uzzo. Dunque termina qui il suo compito, entra Barcellona. Seidita qui sbaglia completamente la rimessa il Cinisi,
Pallone per Carlino, la mette in calcio d'angolo Palazzolo. Ci ha provato, dopo esserci riuscito nelle ultime 2 gare a colpire dalla distanza Andrea Carlino. Palla in angolo. A battere, come sempre parlato, salgono in 6 in area di rigore nel Monreale. Con la battuta di Parlato smanaccia in qualche modo Palazzolo, poi non riesce nella giocata Francesco Vitale, si accontenta della rimessa Parlato. Scaduto il 28esimo, Carlino evita Cucinella, poi palla che trova intercetto da parte di Diego Oliveri, rimessa ancora per il Monreale, che cerca di gestire con i propri ritmi il doppio vantaggio acquisito. Costantino anticipato, la palla sul piede di Parlato, fermato, poi Follari intercetta. David ora a passare in mezzo a 2 ci riesce, palla in avanti, troppo forte per Costantino, spera che si perde oltre la linea di fondo. Cinisi che chiaramente vuole provarci, ha l'obbligo di farlo. Chiaro che 2 gol alla fine sono già difficili di suo da recuperare, figuriamoci con un uomo in meno, anche con una squadra un po' provata mentalmente dall'aver rovinato in questo secondo tempo quanto di buono fatto nel primo. Follari intanto guadagna bene un fallo laterale, e Monreale che è uscito alla distanza, come detto non è iniziato bene la partita anche come atteggiamento, poi è venuto su. Rimessa per Follari, che ci mette forse qualche secondo di troppo per effettuare il fallo laterale. Imperato, Serio prova a calciare, la distanza proibitiva, interviene la difesa del Monreale che prova poi a ripartire. Seidita si gira, porta sul pallone, sono in 4 contro 4. Parlato, non controlla bene, la vince il rimpallo, poi tocco largo per Costantino che è costretto a inseguire il pallone. Ci arriva comunque in scioltezza il 9 che va a puntare, prova ad evitare Vassallo, vince il rimpallo, mette al centro, c'è la respinta del portiere, poi palla che rimane lì e Costantino vuole avere l'ultima parola, non trova però la porta. Opportunità che se ne va. Riparte il Cinisi ancora dal suo portiere, e qui attenzione perché rischia ancora la difesa Monreale, che nel caso in cui dovesse completarsi in maniera positiva questa gara si rifarebbe sotto a una sola lunghezza dalla Parma, che di fatto è stata l'unica squadra ad arrestare la corsa del gruppo a disposizione di mister Di Gaetano contro la squadra della Borgata Marinare, è arrivata l'unica sconfitta in queste prime 9 partite. Qui intanto il gol da parte di De Cofano, 5-2, e ormai è passerella per il Monreale che allunga ancora nel punteggio. Come Seidita entra e segna anche De Cofano e allunga nel parziale la squadra bianco-blu. Tanto cambi ancora, uno per parte, con l'uscita di Cucinella, l'ingresso in campo di Randazzo. Dall'altra parte entra Greco, esce Daniello.
Muove il pallone dalle retrovie il Cinisi. 33esimo in corso, 12 più recupero alla fine. Quel Monreale che ha praticamente messo in cascina. La 7ª vittoria in 9 gare, quindi superato, potremmo dire, in maniera abbastanza agevole quel periodo di fine novembre, inizio dicembre, dove sono arrivati il KO dello Monaco e il pareggio in rimonta in casa contro il CUS Palermo. Una striscia di 5 gol subiti di fila, i 3 segnati dalla squadra di Bellingardo e i 2 di Taibi nel primo tempo. Il primo tempo della gara giocata al Boncore, poi la riscossa nel secondo tempo, anche in quel caso, così come è successo qui al Favazza di Terrasini. Ricordo primo tempo finito 2-2. Poi lo show nel secondo tempo dei ragazzi maglia blu che insistono con Sedita in area. Sedita la piazza, colpisce in pieno il palo, poi la palla arriva sui piedi di Greco che colpisce male il pallone. E a poco più di 11 minuti dalla scadere del 90esimo arriva un altro legno, il secondo di questo secondo tempo, perché va ricordato che sul 2-2 Randazzo ha sfiorato la doppietta personale colpendo il palo. Lì era stato molto bravo Palazzolo ad allungare la traiettoria del tiro del numero 8 del Monreale. Qui intanto buona la giocata di Manuel Vitale, l'intervento in uscita da parte di Davi che avanza palla al piede, cerca Costantino, non lo trova. Poi Francesco Vitale pressato ancora da Davi, la palla è rimasta in campo. Costantino resiste a una carica, ancora Costantino porta a spasso palle avversari, vince anche un rimpallo, poi cerca di allargare, arriva però con grande forza di volontà De Cofano e la tiene in campo. Carlino, tocco per Barcellona, poi Parlato cerca Sedita, vince il rimpallo Sedita, insegue Vassallo che riesce a mettere in fallo laterale. Soltanto 2 uomini ancora anzi 3 uomini in panchina, lo stia Gulino, buon passo, tanto qui conclusione sul fondo da parte di Carlino che ha i crampi. Passo Cristoforo e Gulino, sono i giocatori ancora a disposizione. Scambio sguardi forse anche di battute tra Carlino e Marco Parlato in panchina, probabile che abbia anche chiesto al suo allenatore odierno di vedersi risparmiati gli ultimi minuti. Randazzo, battuta lunga a cercare Manuel Vitale, l'anticipo di testa da parte di Follari e la palla che si spegne in fondo al sacco. Tutto buono secondo il direttore di gara, con Manuel Vitale che è riuscito a rubare palla a Follari, al quale non è bastato intervenire di testa, e dunque 5-3 quando siamo nel 37esimo minuto. Qui Follari ha preso molto male la decisione dell'arbitro di non fischiare fallo a suo favore. Si gioca con Sedita che prova a bruciare in velocità Titone. Il pallone sarà sempre il 16 del Monreale, autore del calcio di rigore del momentaneo 2-4. Qui De Cofano si porta il pallone fuori.
Randazzo sbaglia il primo passaggio, riesce poi a trovare Manuel Vitale, il quale si sposta il pallone. Follari recupera palla, esce palla al piede, il numero 7 del Monreale, che tocca poi su Parlato. C'è la corsa di Greco a destra. Greco con il cross, secondo palo, la lascia scorrere Diego Oliveri, che poi decide di non farla uscire e di giocarla subito. Poi rischia di perderla e la perde. Per sua fortuna il campo è poco, a disposizione di Seidita. Allora si riparte col fallo laterale in favore del Cinisi. 39esimo in corso. Alla fine mette fuori Imperato. Rimasto a terra Follari. Tanto arriva un cambio, esce proprio Follari, non vuole rischiare Marco Parlato. E allora spazio per Gulino. Cinisi in possesso palla, Imperato pressato da Costantino, poi arriva Seidita con energia per recuperare palla, la scivolata di Diego Oliveri, rimessa Monreale. Con le mani De Cofano, scambio con Carlino, poi in entrata il gioco pericoloso di Diego Oliveri, giusto il fischio, calcio di punizione. Pallone Carlino, con lui anche De Cofano. 5 giocatori del Monreale ad attaccare l'area del Cinisi. Finta la battuta, Carlino che si sposta, lascia a De Cofano, pallone sul primo palo allontanato, poi al volo Parlato con la palla che scende all'ultimo momento, facile da controllare per Palazzolo. Da Titone, arriva Seidita in anticipo, prova a passare in mezzo a due, punta proprio Titone e poi la palla che si perde. Errore di Seidita in questo caso, forse un po' troppa voglia di strafare da parte dell'autore del quarto gol. Carlino, De Cofano, appoggio ancora a Carlino che però è un po' sulle gambe in questo finale. Serio. Pallone recuperato per un attimo da Barcellona, poi ancora Imperato. C'è l'avanzata di Diego Oliveri che prova a spingere, lo ferma senza commettere fallo Barcellona. Qui le proteste da parte anche di mister Menotti in panchina. Seidita non può arrivare sul pallone. Sono ancora poco più di 3 minuti prima della soglia del 90esimo. Si ricomincia, Palazzolo rischia qualcosa, poi sbaglia. Decisamente la gestione del pallone dalle retrovie è il grande problema, almeno in questa partita, per il Cinisi. Carlino. Non arriva Greco, la palla forse si è bloccata col vento, poi Greco che va a pressare su Francesco Vitale, colpo di testa sbagliato di Carlino. Rimessa di Imperato che scambia con Diego Oliveri, poi resiste
inizialmente alla carica di De Cofano, che commette fallo a giudizio dell'arbitro. Protestare col direttore di gara Imperato, a suo giudizio andava ammonito De Cofano, che gli ha spostato il pallone. Qui Imperato interviene parlato, poi ricomincia da dietro Cinisi con Vassallo, poi Serio riesce nel allargato sulla destra, posizione giudicata regolare al direttore di gara, che avanza inizialmente offside, non è recuperato dal Monreale, cerca la ripartenza, cambio gioco verso Greco, che la può controllare. Greco rimontato ma non fermato dagli avversari. Ora c'è Costantino che dribbla, appoggio per Barcellona che cambia gioco, posizione irregolare di De Cofano, che fa di no col ditino, ma il direttore di gara ha deciso. Palazzolo batte subito su Serio, il pressing di Carlino sul 9, poi la scalciata di Serio e cartellino rosso per Serio. Rosso per Serio, il calcetto su Carlino si è visto dopo la pressione, l'arbitro ha giudicato da rosso questa reazione del numero 9, autore del gol che ha sbloccato il punteggio, che adesso se ne va in anticipo di qualche minuto rispetto alla fine della partita, che ormai è prossima ad arrivare. Siamo a pochi secondi dal 90°. 5 minuti di recupero, perdite di tempo. Perdite di tempo ce ne sono state, tra cambi, espulsioni, calci di rigore. Imperato, cambio rimessa, evidente qui l'errore del numero 6, che ha giocato un ottimo primo tempo, poi si è sgonfiato lui e si è sgonfiato il Cinisi, al di là di quelle che sono state le decisioni del direttore di gara. Ribadisco, se il regolamento prevede che un giocatore venga ammonito se toglie la maglia prima di lasciare il campo, allora il secondo giallo e la conseguente espulsione a Innocenzo Oliveri è giusta. Rigore sacrosanto, così come l'espulsione di Serio. Al 90° inoltrato. Calcio di punizione, Imperato mette al centro, interviene Barcellona, poi Seidita, corre Seidita, intervento di Imperato, regolare secondo l'arbitro. Titone trova la deviazione di De Cofano, Titone passa per vie centrali, evita l'intervento di Seidita, guadagna metri, servizio per Maniaci, la palla in avanti per Manuel Vitale. Vitale riesce ad evitare l'intervento, poi arriva in area di rigore, chiude tutto Barcellona dopo che era stato saltato Culino. C'è l'avanzata di Parlato, prende campo il numero 10. Greco allunga la falcata, inseguito da Randazzo. Greco messo fuori
intervento deciso di Vassallo. Si riparte dal fondo, se ne sono andati già più di 2 minuti, quasi metà del recupero è andato via. Qui Diego Oliveri, fermato da Jaimo che insiste su Imperato, guadagna il fallo laterale. Possiamo dire ormai con certezza, partita ormai in archivio, 2 minuti alla fine, 2 anche i gol di vantaggio del Monreale, 2 anche gli uomini espulsi in casa Cinisi, ricordo, prima Innocenzo Oliveri, poi Serio. Barcellona con il lancio, colpo di testa a mettere fuori, poi arriva Parlato, primo dribbling a bersaglio, il secondo no, poi conclusione dalla distanza di Carlino, pallone fuori, pochi secondi alla fine. Palazzolo calcia lontano, poi Seidita, interviene Vassallo, ancora Barcellona, pressato, fallo di Imperato. Jaimo, pallone anzi di De Cofano per Seidita che guarda la porta, serve ancora De Cofano, ingresso in area di De Cofano che calcia. Palla in calcio d'angolo. Tanto siamo nel 5° minuto di recupero. Parlato. Arbitro fischia e finisce la partita 5-3 per il Monreale che riprende la corsa. Terza vittoria consecutiva per la squadra di mister Di Gaetano che passa al Favazza di Terrasini contro il Cinisi dopo essersela anche un po' vista brutta nel primo tempo, poi a lungo nel finale sono saltati i nervi ai biancorossi con 2 espulsioni. Ringraziamo chi ci ha seguito, appuntamento al weekend ormai prossimo con le gare in diretta sempre sul canale YouTube di